May you find that love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost. Her side of the lonely, something beautiful along your way. Lost. Her side of the lonely, something beautiful along your way. Salve, Trozzi, Trozzi episodio 5 Panzi per gli amici Roberto. No, ma non credo. Allora, no, fermati, timer, fermati, dove vai? Timer, fermati. Allora, mio Gianmarco, noi siamo arrivati nel Dai, Yeah. ci sono i demoni, Goku è tornato bambino, non si riesce più a coordinare con la distanza di movimento, c'è un'area diversa, e non quindi riesce a non volare riesce a bene. muoversi per bene. Vabbè, allora, vediamo E mo c'è stasera. Panzi. Adesso c'è Panzi. Allora, mettiamo la chat davanti. Ecco qua. Dragon Ball. Se siete Goku, inizio dell'avventura, vi girate il mondo e ve le trovate. Se poi avete culo, trovate un'amica che vi crea il radar e le trovate. Se poi avete le giuste conoscenze, trovate il Name-chan che alza le mani e ve le trova tutte e sei. Purtroppo quello, cioè, per Vabbè. ora non sta con noi. Vabbè. Guarda che bello il Super Saiyan. Versione Troy Baker. Riza, vero. Gohan là, no, non si può vedere. Non capisco. Fanciullerri. È osceno. Dai, fai seconda stagione dove Goku bambino Super Saiyan 4 impara l'ultra istinto, dai. Dai, seconda stagione, dai. Manca la base, così. Per l'ultra istinto serve Whis. Dai, fai apparire Whis. Servono Fai apparire Whis nel finale, se dai. esce Whis esce anche Lord Virus, e se esce Lord Virus esce il Super Saiyan God, quindi il 4 non serve più a un cazzo. Super Saiyan 4 God. E già l'hanno fatto, devo fatto vedere l'altra volta. Ma quello è in Super Dragon Ball che non è Ma tanto c'è già, caro. ma non lo può fare un'altra volta qua. Dovrebbe cambiare tutto un'altra volta. Ma poi è morto il maestro. No, ma a questo punto, ma sputtanato, vai, No, punta no, sempre di no. più. Ti faccio una serie a parte, non mi avete un bro cazzo. Giacca già! Comunque mi sta dando vibes di Dragon Ball e Dragon Ball Z mischiate. C'è un po' di tutto, fra. Vedete, c'è un po' di Sandland, un po' di Sì. Dragon Quest. Bello come per ritrovare, te lo raccontai l'altra volta, la cassetta con le prime due puntate uscite in edicola di Dragon Ball GT, GT e Z feci un casino. Streaming, apri nuova puntata, Ho premi. capito. Oh, che bello, che comodità la tecnologia. In realtà c'ha tipo 60 anni, anzi, vero? Sono il Super Saiyan God No, in un'altra linea temporale. sì. Nemmeno proprio in un'altra dimensione parallela. No, non è vero, non è vero, non sono con te. No. Mm. Sono un po' lei. Certo, succede le bombe Panzi. Loro vaffanculo. Vero, cosa vuoi?
Ecco, Dannazione. si è incazzato. Distrutti da un bambino, l'esercito demonio. Pestagli anche, molto. No, non ce l'hanno il collare. Non avete capito. Eh, Panzi. Sì. Avete gli onigiri anche qua? Questo è un misto tra Bulma e Kiki che combatte Sì. e gli dà da mangiare. Panzi. Kakarot. Scusi, cognome? Son. Son Goku. Ka- Kakarot è... Kakarot, son Kakarot. Quindi Kiki è Kiki. Kakarot. Vabbè, una funzione un po' particolare, diciamo, lascia Vabbè. stare. Lascia stare. Certo che sì. Ah, lei fa maggiozzo. Potere del drago. Minchia. Vai, non ce la fa, non ce la fa. No, c'ha il potere, ma... Oh, ha alzato pietra. Però non ce la fa. Vabbè, tu farai super magia alla fine. Z Flair di Paperino lo fa lei. Truccare apparecchiature varie. Sei Bulma. Tu sei Bulma. Oh no, è un Trozzi! Ok, tutto a posto, era un Trozzi buono. L'indiano. Sì. Ciao, fratello. Quindi qui gli Zupuru non ci sono. Ancora. Allora, io domando, non lo so. Sicuro non ci Ok, sono. vabbè. C'erano prima sul pianeta Vegeta, c'era l'altra popolazione, che quella la trama è quella, e quella cosa è rimasta. Però all'effettivo Tsukuru non c'è. Quindi baby. No, 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 no. Però in Super Dragon Ball Heroes ci stanno altri Tsukuru, se vuoi. Vabbè. Che ci può Il fare? mistero si infittisce. Due, un fratello e una sorella. Tsukuru. No, Glorio. Glorio. Questo è un morto. Questo è un portachiavi. Trucador. Bambina, dove li stai portando? Solo. E noi esseri umani ci lamentiamo per 100 anni. Che fa? Ah, 82. Eh sì, effettivamente si Goku, una sessantina. Essendole. Oh, esplorazione. Ok, proprio parti uno che scendono dietro l'altro. Allora, Buonasera. Gabri, abbiamo settato la live. Sembrava che fossi stato bannato di nuovo perché vedevamo questo nickname. Quindi ci siamo chiesti, ma che cosa ha combinato di nuovo Gabri? Poi ho premuto sopra e ho visto che hai cambiato il nickname. Perché questo nickname? Noi, che cosa ha combinato Gabri? Queste sono state proprio le nostre esatte parole. Ma il piccolo Dente. Ma è bellissimo.
nella serie Mo Gabri. Sì, 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 più o meno il senso è stato questo, che visto che non è la prima volta che cambi nickname, ti bannano, ritorni, ti bannano, ritorni. Più che altro ci si chiedeva in tutta tranquillità cosa fosse successo. Ho premuto sul nickname, pensavo mi dava qualche errore, invece mi ha aperto proprio il profilo e tutto, quindi abbiamo capito che era un cambio. Non ho trovato la pagina. No, no, io poi l'ho capito. Come mai questa scelta? Ma Bimba nasconde qualcosa. Lui nasconde Lui qualcosa. nasconde qualcosa. Dai, cazzo torna, dai. Però, yeah. Mm, mm. Ah, Lei è la principessa. è la figlia del re. Mafia, Mm. loro Ha dicono detto mafia, non mafia, dicono sì. malavita. Dove No, sta il no. caro Alessia con il riposino tattico? No, no, è pronto. Vediamo se si presenta e come si presenta. Oggi ci siamo sentiti, abbiamo giocato a Monster Hunter. Tanti mostri abbattuti, tutti felici, quindi ci comportiamo tutti bene. Se sbaglia, ci abbiamo là. Quindi lei principessa. Ah, principessa. Però fa del bene, quindi brava. Bella faccia. Però ho avuto oggi non mi sono cazzo, una Ah, nana, scusami, scusami. mi sono cazzo una Chiedo nana. vanzie. Vanza, Chiedo bella del vanzie. cazzo. Chiedo vanzie. Però effettivamente le maniglie più basse potevano mettere. Giacca gialla, bello. Sembra un goblino che sta giocando a golf, Sì, eh? vai, spaghetti. Sì, 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 è ancora lì, Gabri. È lì col promemoria. Ecco qua. Dai, Goku, non hai tirato ancora ammazzate, dai. Abbiamo esplorato, abbiamo fatto le gangs, siamo diretti, però mo due botte. Ci Vabbè, sta. adesso dobbiamo arrivare a dei momenti clou. Ecco, chi è mo adesso? Sì, ecco qua. Siamo... Salve. Una cosa che tu non sai, se il Kaioshin muore, Mm. quindi Shin in questo caso qua, muore anche il dio della distruzione. Quindi se Shin muore, muore anche Lord Virus. Se ci dovesse essere. Quindi giusto per dirti questa Io penso cosa. che a livello di divinità dovrebbe esserci, ma per un percorso diverso non se n'è fottuto i Goku, mettiamola così. Lui sta là, pensa ai fatti suoi. Vabbè, poi argomentiamo meglio. Poi valutiamo anche questo. Sì, 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 esatto. Che mi ricordo dalla prima e seconda puntata di Super, Mm, che lui fa il sogno, se sogna il Saiyan, eccetera. va, Quindi qua magari in questa linea non se ne è fottuto, però che sta là per i fatti suoi. stiamo cercando di edulcorare un No, linguaggio, un giusto capire che pilotino. sono due linee diverse dove quello qua c'è. Potrebbe, ma potrebbe anche no. Sì, Ma sei un cipollotto, è sei. diventato un super cipollone io qui. Ti aiutiamo noi. Sì, ma non ti incazzare. Ah, Belli, cioè oggi è proprio Sandland questo PC. No, no, è già l'ha fatto e si è trovato sposato Goku. Già l'ha con fatto. una donna potentissima che ha dato vita all'ibrido Saiyan più forte della esistenza. Eh, anche questo è vero. Bravo Goku, persona sincera. Problema di sfere del drago, lascia stare. Tutto qua.
cazzo di una Mecca. Allora, Sì, ho sconfitto Majin Buu. Fatemi andare un attimo a vedere questi qua. ma se voi siete scarsi, non è che è colpa nostra. Prima o poi ha sconfitto l'ira di Dio, per piacere, anche proprio nel vero senso della Fammi parola. Pompei. Sì. Quindi comunque qui Broly l'ha conosciuto. Se la base viene prima, quindi nei film originali dove appare Broly la prima Non sono volta, canon. non sono Nessuno di canonici. quelli è canon. Bojack, C13, Garlic Solo in Junior. Super perché sono stati collegati in un Quello però altro è un modo. altro. No, solamente i film di Super, quindi il Gogeta di Super e il Broly di Super, che è diverso. Ok. Infatti c'ha una trama almeno questo Broly qua. E non che Goku piange. Questo era Broly vecchio. Sì, effettivamente, perché ce l'ha con lui? Perché Goku piangeva nella culla a piangere. piangeva. Bella, cazzo. Ok, mazzato. Beh, Sembrava avesse detto a me, sentitemi. ciao. Ok. Vabbè, ma questi sono gli sgherri di livello 1. Sono quanto esperti. In realtà pure la delle pistole, dovresti sempre allenare Goku i colpi a distanza. No, perché al momento cazzotti, colpi chi non li hai ancora. Infatti poco, al momento non c'è molto utilizzo. Prova pure il chi Dai, quanto ti consuma. vediamo un po'. Vai, Goku. Ok, la tecnica c'è. Oh, 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 oh. È vero che sei limitato nei movimenti, ma la forza ce l'hai. Sempre. Sei ancora È cambiata solo la statura. sei in versione base, Sì. quindi ecco, Ecco là, boom, a ha posto. fatto un piccolo antipasto gli ha dato. Ora stai attento che prendi il totò anche tu, eh. E non l'ha utilizzata, ha Ha dato solo una fatto, ha botticina, ha fatto la dato. botta di aura su Versione bravo. Ecco. Ciao. Gli altri sono caduti proprio per sto salvato, perché cioè, ecco, sono forte? E questo è la base, diciamo. È una cappella questa. È anche rosa. Vabbè. Vabbè, oh, già qualcosa. Ok, è un... Armi. Prendiamo il concetto del viaggio di Dragon Ball 1 e mettiamolo con i livelli di potenza di fine Dragon Va. Ball Z. Mo c'è un nuovo codice. Mangime per i pesci? Si fa passare lo stesso? Deve arrivare Big Vegeta. Ma devono avere il codice, se non possono passare. Bellissimo. Che meraviglia. Bello così. Eh, Sì, tu. Qua stiamo organizzando un colpo di stato e tu stai ballando. Sì. Senti, non ti voglio cazziare, però vai a fare questa missione. Oh, Settimo universo. Ancora, posso fare.
stanno, ma non ci stanno. È il radar di Bulma praticamente, però. Quindi c'hanno un radar multidimensionale, Multidimensionale, sì. Google Maps multidimensionale. Sì. Vabbè. Perché? Devi andare a rubare, per forza. Ma che Ma cazzo ti stai portando? no, ma sì, che No, tu sei la faccio Bulma con... della situazione, lascia stare. Lido, o stai chiamando tutte, ma non cazzo di il nome qua. Vabbè. Galliro è bellissimo. Senza che mi sia data in sposa. No, no, anche perché poi Kiki penso No, l'ammazza. a parte chi è finita, C'ho altra da per tutti sfere oggi. del Sì, sì. drago, eccetera, Non eccetera. serve nessun altro dopo. Basta Kiki. Oi, Regen, bonsoir. Buonasera, Regenone. Vabbè, mamma mia, Ah, Shin, tu sei l'MVP. ah. Ah, Regen, sta puntata qua è quasi finita. Se ti va, mo mettiamo la prossima. Quindi magari seguiti dalla prossima. Che questo ormai è... Sì, manca un questi agli minuto. sgoccioli. La preparo, ci dici quando sei pronto e l'avviamo No, insieme. prima il... pausa. No, no, dopo, già Ma mi dopo sono ancora? appuntato. Sì, 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 Ok. sì, sì, sì. Ciao Panzi. Che non è un problema 10 minuti dopo, ma 10 minuti prima, Prima sì. nel meglio. Quindi, Ok. As you wish, my lord. vai, Glorio. Glorio. Quelli che ha picchiato Goku sono nell'ospedale demoniaco. Sì, sì, sono sì. Ok. 4 giorni, minchia, va bene. Quindi almeno due fight ci sono. Sì. Vabbè, noi innanzitutto a recuperare di già, Ho capito, ma mo siamo partiti. già. Vabbè, Toria, io ti voglio bene, un frate, però subito, no. No, ma Quante cazzo ha di cose portato ti un sei sacco di portato? monnezza, ha portato. Ne ho volato tantissimo. Teoricamente ci proverebbe una cosa del genere, vuoi sapere? Non nel regno demoniaco. Allora, Purca, no, no, per cattiveria. Kaioshin aspetta. c'ha i poteri psichici, Goku c'ha la forza e il volo. Esce un attimo e firma Ci l'aereo. guardiamo l'altro, vediamo lo sdicchino, Lo sneak peekino. cotton fioc girante che Guarda quanto è vola. bello Mini Junior. Dai, quando arrivate, dai. Arriva, arriva. Ma già stanno là, guarda. Cioè, guarda come Fate mandare un assorbire video. a piccolo l'altro anziano namecciano, È così c'ha pure il potere di raccogliere le sfere e fatta. Glielo insegno, va bene. Fulmini. Fulmini. Ah, ho capito qual è. Ah, attenzione. Questo ho capito qual è. Sentiamo la Allora, signorina Anna Chiara Campo per i sottotitoli. allora, solo un attimo che Ok, cambio qua, Regen inizia pure a mettere. ok. Io resetto il tutto. Quindi E6, lama un po'. Fulmini, fulmini, Fulmini. fulmini. Più o meno siamo là.
Allora, Regen, dici quando sei pronto, noi avviamo, segui il timer. Sì, vabbè, tanto lui lo vede dalla live e se la starta in quel momento, tanto Allora, alla come fine ci ci dà verrà. l'ok, io faccio il conto alla rovescia e lanciamo lo shuffle. Vadi. 3, 2, 1, via. Ma me lo rifacciamo in settimana, rimetto il plugin e lancio il canale così subito ci colleghiamo. No, E questo, dopo tanti anni, lo sapevamo. Ci sono problemi. E c'ha 3 livelli di situazione. Poi cresce, lancia le sfere contro tutti. tutti quanti. C'è chi muore, c'è chi vive, c'è chi torna, c'è Sempre. chi va, però la terra è salva. Ok. E tu sei sicuro che in tutti quei portali quello di GT non c'è? Ancora, non esiste portale per GT, sì, quello sta in Xenoverse, questa Ah, roba qua. ok, vabbè. Quello che ti piace a te, questa cosa E minchiata. questo in Xenoverse come è collegato? No, questo dai, ma non c'è ancora in Xenoverse. Non c'è ancora, Cioè, non è è stato uscito fatto ancora solamente niente. Goku piccolo, ma senza trama vicino. Ah, hanno messo solo il PG? Sì, c'è solo Goku piccolo base, tra Ma l'altro. ok, poi sarei curioso di capire. No, vabbè, tanto poi che esce il DLC, se mettono storia, ci sta. Se mettono solo i Ah, personaggi. giusto per capire, così tanto ogni universo, Vabbè, ogni linea tanto temporale è una storia a sé, in quindi Xenoverse è più facile perché basta che metti che il cattivo della situazione o va nel Glory o mondo qua. Goku no, è stato infettato dal potere negativo che c'è in Xenoverse, aiutali a sconfiggerlo, riporta tutta la normalità. Vabbè, Basta. Quello, sempre così è. Fratello, tutti sì. ho problemi in Dragon Ball sui fratelli. Goku non è ancora lanciato un'onda energetica Ma finita. fatta Dai, bene. dai Goku, dai. 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 Noi ci eravamo lasciati qua. Giustamente ti smonti casa e te la vuoi portare, Cioè, pure un quindi bastone, no, piglia, allunga un bastone fino in terra e mantieni. aspetta, Vai là e mantieni l'aereo. Fatto. Semplici. la vedo un po' dura. Ma è semplicissimo. Usate Ora, se un'abilità. in volo erano 4 giorni, a piedi con tutta quella roba, quanto sarà? Anzi, si fa in culo. Lasciamo Seconda dire. stagione, perché non ce la Non fanno mai c'è la fare in una seconda stagione. tempo. Non c'è. Ah, però diventa un mezzo di locomozione? Eh, Ma a cosa serve una salamandra gigante? tutta mai. Vabbè. Quanto hanno cacà in questo viaggio? Cioè, quanta carta igienica hai fatto? Allora, tu vedi se riesci ad aggiustare sto posto. Eh, Sì. Sai, il film superiore. un bel po' Leggermente. direi. No, non ha bisogno di soldi. Ha tutto. Non se ne fa Può niente. plasmare universi soltanto immaginandolo. No, Quindi ma questo no. Però, nel ancora. suo universo, qua è un comune abitante del regno demoniaco. Dillo correttamente. Oh, Ah, Assafaki lupato.
Va bene, Goku. E deve cacare. Goku, vai dietro una roccia. C'è pure la carta igienica. E ti vanno in bagno. Però pure loro, no? Sto povero Goku deve sconfiggere tutto e tutti. Chiedo un attimo di fare la cacca, lo fanno ragazzi. Cioè, ma ci tu cacasco. Dopo tutto quello che mangia. Ecco appunto, carta igienica. Quella. Ragazzi, si mangia Capirei. capì? Ma con quello che consuma di energia. Ma mangia monnezza tutta la giornata, male che caga come un muro. Può essere pure un effetto collaterale dello stadio di Super Saiyan, eh? Chi è? No, le navicelle Una pattuglia di coma. controllo. Salve. Cerchiamo un ragazzo con i capelli a punta, dov'è? Che avevi fatto tu? Direbbe qualcuno. Sì. Sta cacando dietro la pianta. Ah, Minchia, mamma mia. Una grande ricompensa proprio. Madonna mia. Avete quasi fatto il lavoro per bene, perché voi lo avete trovato, però stava cagando una. Vabbè. sì, è un po' ricercato in effetti. Maro, sì, ti prego. Quindi Goku è passato dal suo universo ad un altro per lasciare un escremento organico Sì. in un altro pianeta, in un altro universo Sì, sì. e poi menare tutti. Sì, Va bene, mi piace. Funziona. è stata così. Questa è un po' che non so manco io. Vabbè. Nascete dagli altri. Un po' di lore così. Ok? Però questa è retroattiva perché è canonica anche durante Z, ad esempio. Può Potrebbe valere valere. anche là, sì, senza problemi. Quindi sta lore serie A e a lore serie B. Ok. Questa alla fine è cose informazioni in più che ha messo Toriyama. Ci sta. Sì, perché tu fino a Z comunque avevi fatto capire che al di sopra di loro non c'era più niente. Quindi, visto che hai fatto uscire altre cose a questo punto, e voi come siete nati? Siamo dei profughi di un altro universo. Di un altro. Sì. Sì, la sorella. Vabbè, c'ha delle minne enormi, quindi Beh, sei maschio o sei femmina, ma non hai il genere come razza demoniaco, non ce l'ha. sì, Vabbè. ha comunque delle minne enormi. Ah, comunque c'è delle mine enormi, sta cosa non si discute. Sì, sì. E tu, Gloriol? Gloriol? Che c'hai tu? Qual è la tua backstory? So, così si è anche risolto il fatto che le divinità non hanno sesso. Ce l'hanno, ma non se ne Sì, fotte. alcune Sono ce talmente l'hanno. evoluti che non se ne fottono proprio. Anche perché sono frutti asessi, sono Sì. asessuati. Una pianta.
Ora la domanda sarebbe chi ha fatto quelle piante dove loro nascono? No, semplicemente nasceranno sul pianeta loro così. Sono piante che crescono, come c'è un endrago Dico, chi ha fatto magico, nascere il loro pianeta? teoricamente Zeno, qua non lo so. Ah, qua non si sa. Ok. Da qualche parte in un'altra linea temporale c'è la risposta, più o meno. Zeno ha creato tutto. E come tutto ha creato, tutto può distruggere. Vabbè, Semplicemente pensandolo. vabbè. E qui non so. Che Che sbocco. cos'è sta roba? Sembra merda. Vabbè, a capo Goku. Tanto Goku si butta tutto in corpo, non se ne fotte Ah, proprio. è Scolopendral? Ma è... Ah, a posto. Non gli sei gonfiata la pancia, ma il petto. Capito? Non funziona. Si è caricato perché mo si combatte pesante. Aspetta. Dai. Mm. Non è che Sicuramente che c'è c'ha lo sparato. Sì, però lo Sporaus poi effettivamente l'ha salvato. Vabbè, lo si massacrava di botte. Allora, però fai un po' amicizia, rompi il cazzo. Glorio, chi ti ha mandato? Mamma mia, Kaioshin, mettilo Vai all'angolo. Caio, vai. Vai, vai. Sì, con questa enfasi te lo dici, Gloria. Mm. Ma va, Kaioshin non si fida per un cazzo, mio fratello. Bellissimo questo sacco a pelo. Vabbè, Goku, fai cacare. Ecco, appunto. Ah, quindi tu collabori, perfetto. Ah, ok, perfetto. Tu hai sentito? Kaioshin. Apri l'occhio. Kaioshin. Mamma mia, Kaioshin. Kaioshin! Kaioshin ha il potere, ha sentito tutto. Fortissimo! Kaioshin, ammazzalo. Oh, parascandalo. Goku, svegliati, è il tuo momento. Goku, Mica ti svegliati. sei cacato addosso, Goku. No, eccolo qua. Incazzato nero. Ah, Goku, svegliati, dai due bastonate in bocca, ammazzalo. Qui c'è proprio il minotauro di tre Ti palazzi sei incazzato, sì. e senza i razzi lui, eh. Troppo niente. Vabbè. Allenato dai pensionati droga, tornamento Sì, sì, vigile. non credo. Bro, Signor Toro, non credo. Ti svegli e ti trovi un gigante di 2 soltanto una metri. mucca. Cioè, però è simpatico, yeah. Yeah, però evitiamo. Ah, è proprio Minotauro. Ce l'ha anche Vabbè, qua. vabbè. Vabbè, Goku non sa nemmeno cos'è. Il Minotauro, figurati. No, dai, dai, diventiamo amici, dai. Sì, Favore del gliro. entra pure tu nel party, dai, vieni con noi. No, Rumiet chissà. Glorio. Glorio, Glorio. Glorio.
Glorio, se diventa già Super Saiyan, ti spana vabbè, le chiappe, diciamo così, va? Cioè il Minotauro li ha sfidati a morte e loro pensano a fare prima il combattimento loro. Vabbè, Ecco, vabbè. Glorio, Glorio, Glorio. Glorio. Poverino, questo voleva fare Glorio uno non vuole fargliela pesare, ma lui ha 2 serie all'attivo dove ci sono prove che sconfigge tutti. Di te non sappiamo niente. Quindi, Ringrazia che non c'è suo figlio, Glorio, che è anche più incazzato del padre. Non vado a incazzare il figlio. Vai. ok. Oggi, oggi. Ultra istinto? Ah, questo è già un combattimento più... Bene, un po' di arti marziali qua. E sta sempre con un braccio dietro la schiena. Ah. Attenzione, questa purtroppo la conosco da Dokkan. Aglia. Questa me la sono Glorio sparata. piglia le pizze pure da Krillin dove si abbenda. Questa è una mossa, Goku, stai attento! Magia. Z-Fle... No. È una saetta. Goku qui usano la magia. Ah, boh, non fulmina fatta alla Un fine. pochino terreno. Cioè, non è che... Certo, è un bel potere, però... Ok, vai Goku. Dai, cacciamo il bastone per ora. Apprezzo molto l'elettricità, gradisco. Guarda, Vanda Maximoff. Boom. Boom, preso bot, preso bottone. Madonna, Kaioshin ha visto Kid Buu sparare un pianeta contro la Terra e si caga in mano per un po'. Cioè, ma che esagerate come... Bravo Reike. Boh, Glorio è vivo? Sì, è vivo Glorio. Ok, già che hai resistito a un colpo del genere, bravo. Bravo. Disarmato. Ah, modello frusta. Mica male. Mm. Oh no, lo G sta facendo attacco elettrico grosso. Attacco elettrico, modello pallina da No, no. lanciare. Aspetta. Vediamo. Aspetta. Questo purtroppo so anche questo. Sempre per colpa di Docca. Anche io lancio la pallina. Dai, Aspetta. dai. Dai, palla, dai. Ma deve flexare un secondo. Aspettategli il tempo del flex. Glorio, ti sei andato a mettere veramente in una brutta situazione. Guarda là. Glorio, adesso sono cazzi. Finora non è servito. Aspetta, ti do un assaggio gratuito. Aspetta. Mamma mia, con l'occhio. Oh, sì. Mamma mia, Glorio. No, fatta molto bene. Stai per essere flexato in faccia, Glorio. Ragazzi, aspettate. Trucchetto di magia. Vai. Bello. E di queste ce ne ho un paio. No, ce ne ho un paio. Vai, vai, vai. Spara, saetta. Spara. Prendi questo. Attacco energetico. Gogeta è fermo. Vai. Qua, Glorio. Vai, Glorio, lancia. Cioè, già avevi perso se era per go. Vai. Schiva con una mano. Bloccato. Ah, no, non hai fatto niente, Glorio. Glorio. Vai a casa, veramente. Glorio, Perché fermati. l'ha toccato con la mano. Aspetta, Glorio. Hai perso. Sei morto in realtà, però. Madonna, se ti chiama un colpo di la schiena ti ammazza. Ho fatto una mossa, una.
una sola. Ecco. Ecco. Abbiamo ristabilito l'ordine, abbiamo dato una dimostrazione, quindi adesso... Un attimo, bello. Un attimo la gerarchia. Mo, Minotauro, vuoi combattere o... Sì, sì, sì. Sì, sì, un sacco. Dove vai? Dove vai tu? No, no, fa niente, fa niente. E come fa dopo che l'hai visto combattere davanti ai tuoi occhi? Era ma cosa sì, era la mossa di Junior, però la Sì. versione Sega. Sì. Ah no, allora non c'ha fame, dai, dai, meno male, dai. Che bello. Non è lo stomaco che brucia. Va bene, Vabbè, era la spalla comica, va bene, ha fatto una piccola scenetta. Ma lo deve cacare ancora. capito però Goku. Allora, oh, attenzione, è lui? È lui? Cazzato nero. No, poi a Vegeta lo Devo dice. andare a combattere, devo Ehi, andare a combattere. è pronta. Andiamo subito. Ah, ma mo deve arrivare l'altro. Sì. Grande. No, aspetta, non partite. Capiamo che deve cercare. Torna sul posto. Bellino Popo Junior, guarda che piccolo. No, Junior, però rompicà. Grazie a Dio che siete pure bambini. Grazie a Dio che avete l'unica persona al mondo in grado di costruire un'astronave Del regno multiuniversale. demoniaco, sì, sì, sì. Quindi stiamo andando bene su Una come questo. Bulma non nascerà mai più. No, ma Quindi... Che cosa? che è successo? Qualcosa non va. Mm. No, Bulma, non è da te. Qualcosa non è andato. Cosa è successo? Che manca? Manca qualcosa? Di certo non hanno il codice, ma non... Vabbè, quindi non lo posso. Bulma non ha mai fallito, c'è qualcosa che non va. Sì, manca qualcosa. No, no. Allora. Altri posti, altri luoghi. Io ognuno a dire, a me sta piacendo per ora. È un Dragon Ball nel chill. Ma sai cos'è la cosa? È che siamo portati a vedere pure per quello che ci piace. Ti trovi davanti di primo impatto pure tutte le persone che ogni cosa nuova che esce, la prima cosa è se lamentare. Quindi tu già internamente ti fai che la cosa di dire, ma perché mi dovrei vedere sta cosa che è una rottura di coglioni? Se la prendi con leggerezza così, Sì, ma io che te la c'è di godo. male? Secondo me, vista in compagnia rende meglio perché parte un po' di confronto anche Sì, da solo, magari non essendo il classica Dragon Ball Super Mega Action. è bello, è su Netflix, bello legale, tranquillo, Tutto a sereno. posto. O su Crunchyroll. nel O su caso. Crunchyroll, quindi Iniziamo sempre a una gara campo. sì, ci sono dei punti dove possono esserci dei cali pure visivi, eccetera, eccetera, la quale... Però nel complesso è una bella avventura e divertire, perché da quando era iniziato io ne sentivo solo parlare male, ma a livello che cos'è sta schifezza? A me non si. Diventerà brutta dopo questa? Comunque, oh, fino a mo' divertente proprio. A parte Quindi le non ci reazioni, lamentiamo mi sta sempre. piacendo. Ho detto, Re, che rivederlo pure in compagnia. Secondo me resteremo tutti soddisfatti alla fine. Prendiamolo per quello che è una nuova avventura di io scherzo con Gianmarco per Sì, il sì, multiverso vabbè. che mi piace rompere i coglioni. No, poi io mi diverto perché la domanda è sempre quella. Ma Però quindi- veramente certe cose sono canoniche, non sono canoniche, hanno un senso, non hanno un senso. La storia sta avendo senso, sta andando avanti bene, è divertente, carina, simpatica.
Sì, È più bella Z. Sì, c'è anche Z, però mo stiamo parlando di Dai, ma Z c'ha vediamoci Dai. sempre anche 84.000 puntate vuote, totalmente inutili alla trama. Madonna mia. Però, quelli sono dettagli, per Allora, carità. Z non si tocca. no, tutto è toccabile, già, ma il problema secondo me è toccarlo nella giusta No, vabbè, non si dimensione. tocca 9, non si può dire niente, però è il pilastro di Dragon Ball Dire, più per grosso è farti Z. l'esempio, Tanto. dire da estremisti, mettiamola così, Daima è brutto perché esiste qualcosa come Dragon Ball Z, non capendo che sono due prodotti nati nel tempo e in dimensioni Fondatore. diverse. Quindi che tu devi dire Dragon Ball è la più bella di tutto, ci sta, quella più riconosciuta, ci sta. Ma che devi dire questo per giustificare che un'altra cosa simile è brutta solo perché devi far vedere che sei quello saldo a Dragon Ball, Controcorrente. sei quello Dragon Ball e Dragon Ball Z, Daima è una merda, ma l'hai vista Daima? No. Però perché dici che è una merda? Perché io so che è una merda. Ma l'hai vista? No, e poi entri nel loop dove non ne esci più. Allora, ci facciamo un pochino di caso para e normale. Sempre para. Ah, così. Abbiamo finito le 2 puntate. Sì, io mo setto qua, vado a fare un attimo quella cosa e Ciao. iniziamo subito. Ciao. Allora, datemi 2 secondi e torno. Allora, allora, facciamo così, raga, stacco un attimo la live così creo la registrazione per chi si vuole recuperare il gioco questo qua. Dammi 10 secondi e torniamo. Allora, ok. Vediamo un attimo. Allora, ok. Ti vedi. Bravo gioco. Allora.
Noi l'altra volta eravamo arrivati Sì. da Pizzifrancoli, lui stava facendo un rito, un'evocazione qui dentro e si è trovato una donna riflessa nello specchio. Quindi noi possiamo capire un po' dagli indizi che abbiamo qualcosa su di lui. Gestisce un canale di diretta a tema spettrale su BoTube. Ti metti la chat però oggi. Ah sì, è vero, sorry. Ok. Allora, si chiama Taniara, il suo nome il suo nome non ce l'abbiamo qui. Hinoko Taniara. No, a posto. Mestiere streamer dell'occulto. Eccolo. Allora, a questo punto possiamo chiedere qualcos'altro a lui? Ok. Ah, ok. Noi gli abbiamo detto, guarda, stai attento a giocare con l'occulto. La sua risposta è stata, ma io quello voglio. Oh, sei un vecchio. Poi appare Satana e ti ammazza. Non dire che noi non ti avevamo avvertiti. Allora, a questo punto qua non abbiamo niente. Dobbiamo fare qualcosa con gli occhiali. Ricordi del luogo. Scopri cosa è successo in passato. Ok, magari qui è stato ucciso qualcuno. Allora, scopri cosa è successo in passato. Allora, il fatto è che non è successo soltanto nella diretta di ieri sera, a quanto pare qui da un bel po'. Grazie alle mie indagini sono riuscito a raccogliere un po' di informazioni al riguardo. Che cosa ho visto io di preciso? Magari era là che magari era la vecchia che ha ucciso, no, è stato ucciso da un uomo in questa stanza. Ok, allora, quindi magari era la donna. Ha ucciso un uomo. Donna che ha ucciso un uomo in questa stanza. Ok, così. Ok. Però non abbiamo le prove che quella vista nel video sia effettivamente lei. Mancano 2 indizi soltanto. Allora, qui con le scale non possiamo fare altro. Magari con te? Ok. Regen, casomai vado troppo veloce con i dialoghi, dimmelo pure tranquillamente in rallento. Noi prima li leggevamo sempre tutti, ma con la colla ad un certo punto non ce la facevamo più. Ok, attenzione. Mancano sempre 2 indizi. Quindi a questo punto possiamo riesaminare qui. Assolutamente no. Assolutamente no.
Dove li prendo io questi altri due indizi? Che questi i posti sono finiti. Ah, ok. Così anche perché il 70% sono ripetizioni. Eh sì. Abbiamo un altro indizio. Vediamo alla vicina Ficcanaso. No, signora vicina Ficcanaso. Vabbè. Chiediamo a lui. Forse. Ok. Molto bene. Quindi lui sapeva che questo posto era stregato. Vabbè. Eccolo. Eccolo qua, a posto. Capo. Cavolo, due numeri del Super Enalotto, questo Ogni tanto. giusto per capire. Mezzi, viaggi, spese, se dobbiamo investigare ci serve la pecunia, quindi. Mm. Ok. Scegli Sì. turista per sempre, capo. Sono d'accordo. Sì. Anche un bel win for life. Erano tipo 20.000 euro al mese li davano. Mamma mia, però veramente. A tasse e tutto. Allora, quindi, signor capo, Ecco. Attenzione. Avvicina. allora, molto interessante. Quindi adesso scopriamo il nome del capo. Allora, lui stava facendo questa Sì. registrazione ed è apparso lo specchio. La stanza dell'appartamento 104. Great. Poi delle pagine. E la prima colonna Il primo pilastro. l'abbiamo alzato. No. Poi tutti gli spettatori sono rimasti incollati allo schermo quando l'hanno visto apparire. Dunque, Rami, ora dimmi, dove compare esattamente questo fantasma nel video del Era la signor finestra. Kinoko? Era nello specchio più che altro. Nello specchio. Nello specchio? Avete visto soltanto il riflesso del fantasma, però la risposta è nello specchio. Esatto. Il fatto che sia stato visto per la prima volta riflesso nello specchio è estremamente importante. Luogo di apparizione, obiettivo, parole pronunciate sono tutte peculiarità che caratterizzano una data leggenda metropolitana. Questo caso è cominciato con la visione dell'anomalia attraverso donna lo dello specchio, specchio. si chiama. Ricordalo, è fondamentale. Nascono dalle dicerie. Prendono forma quando le persone se ne accorgono, danno loro un nome e cominciano a funzionare. Comunque l'anomalia si trovi quando qualcuno se ne accorge, la gente comincia ad associare quel luogo con la sua stessa esistenza. Ora, non sembra che la sua esistenza sia confinata all'interno dello specchio, dunque Arami, in base alle tracce rinvenute grazie agli occhiali, puoi dirmi dove si trovava lo spettro? Era sull'uscio della porta di casa. Excellent. Eccellento. Ok. E poi adesso alzi colonna. Ok. Mo adesso piramidone. Sì.
Ora, riguarda la formula magica del rituale di invocazione. Quali sono le parole magiche pronunciate dal signor Kinoko per richiamare a sé il fantasma? Allora, noi abbiamo l'indiziometro. Allora, aspetta, se abbiamo le annotazioni, aspetta. Devi fare... Non esce, se no esce fuori. Allora, è scritto qua dentro. Rituale di invocazione. Tutto. Allora, database. Vabbè, abbiamo solo note su tutto. Allora, L'ultima, Emoim, Saim. secondo me sì. Manca, Un mantra, una piccola preghiera. Ah. No, va bene. allora era il nome Il della nome ragazza. della ragazza. Oddio, no. Ah, già è vero, aspetta, Ah, il video che ha vedi. fatto. Vedi, è brillante il fatto. Ma che ha fatto? Ma è la leggenda di Bloody Mary. Potrebbe essere. Vediamo. A questo punto sì, potrebbe essere. Mm. Potere del vino di Gragnano. Identificazione. È Bloody Mary. Allora, Gianmarco, a prescindere dai dialoghi, mo è vero o non è vero? Evitiamo di fare quel nome 3 volte. Lo di me. No, Gianmarco. Appari! Gianmarco. Dai, un po' di mazzate, io sono per la parità dei sessi. Sì, ho capito, ma se tu il nome lo fai qua e quello viene qua ci sto io. Se tu per me. all'armadio, quella esce, e poi ce ne andiamo. E la buttiamo dal balcone. Credo Ma è che- un demone, non si può buttare dal balcone il demone. Allora, diciamo che la leggenda dice di farlo attraverso uno specchio. Quindi poi dove parla alle 3, fra le 2 e le 3 di Vabbè, poi ecco, come dice il gioco, ci sono varie versioni di ogni leggenda metropolitana. Ognuno lo fa a modo suo, tanto alla fine sempre arriva tua mamma incazzata che fa non me un cazzo, coglione! Sì, Francesco. No, No, non c'è, dai, lasciamolo ma io stare. voglio molto bene. Anche Ma se pure io. una botta a Mary, eccolo là. Vedrei che tu dici tu mentre esce dallo specchio la prendi, la tiri fuori. Adesso vediamo. Le chi sue è in vittime trappola. dovrebbero presentare segni di graffi. Sì. Scusi, lei è stato graffiato? Ah, ok, se qualcuno riesce ad evocarla in maniera corretta, dopo dovrebbe trovarsi dei graffi sul corpo. Ok, morire. Eh sì, si può morire per i tuoi graffi. Bisogna avere visto. Ma come? Ah già, noi giustamente siamo stati chiamati da lui vuole incontrare Satana, facciamo di Che incontrare vuole Satana. Sembra giusto. Va bene, direttore. Come si evoca mo questo fantasma? Allora, ti faccio vedere come si fa. No, 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 facciamolo vedere nel gioco. Francescone. Come esce? No, se appare adesso io uso la carta di per paura. Sarebbe un cazzo di guaio, Ma quello sta merdando come un puzzo, sta merdando. Ok, vuole girare un altro video e vuole che siamo lì stasera. Quindi possiamo vedere dal vivo Vabbè. effettivamente se succede qualcosa di strano. Noi protagonisti stavamo camminando, per i ragazzi no. Siamo entrati in un edificio, ci siamo seduti su una sedia maledetta, siamo stati assurdi e stiamo investigando e stiamo per evocare qualche Bloody Mary. No.
Per 3. per 3. Certo. No, allora, lo vuoi fare? Fallo a casa tua. No, Io non cioè, ti dico no, di... qua, No, sì. ma se tu lo fai qua a me, io non Cazzo. voglio che di notte all'improvviso si apre l'armadio. A te. Perché poi fa... Come fai? Sì, sapendolo, fanno tutta la parte che aprono piano, prima esce una mano, poi esce il coltello. A questo punto apri, salta e fai, perché a questo punto c'è... No, Gemma, sto là. Si apre l'armadio. Però c'hai il santo protettore. Se prega un certo tipo di divinità, io lo posso usare come santino, spero che mi aiuti. Ma è potentissimo, Dozzi, non può Quello fallire. assolutamente, quello Facciamo una assolutamente. prova, dai. Io la prova la faccio. Frizzi frulli, pantelizzi, paturgli. Affari. Lo diventi. No! Ciao Marco. Anzi, lo ammazziamo. Eccolo qua, a posto. Mi raccomando, non ripetiamo i dialoghi. Sta pregando, sta evocando. Allora. Non è successo niente. Tutto. Vabbè. Quindi qualcosa di strano comunque qua è successo. Vabbè. Perché è cambiata la telecamera? Oh, cosa c'è dietro? Oh, aspetta, c'è un problema. C'è un problema. C'era cosa brutta dietro. Sì, l'abbiamo vista. Ok, che cosa abbiamo visto noi? Ok, quindi mo dovremmo stare attenti a questo punto che non ci appaiano a noi, grazie. Ok. Già, quindi comunque è inutile come poche cose. Allora, tanto porta il furgone, lascia. Allora, dobbiamo cercare qualche notiziola su No, internet. povera Maronna, Reigen, dai. No, Lascia dai. stare Maronna. La zia Mara. Perché effettivamente mi ha sempre dato pure a me l'impressione della zia. Però quella zia simpatica, tranquilla. Sì, quella che ti può fare almeno 50 euro. Allora, per prima cosa prendiamo in esame la reazione degli spettatori. Oh, aspetta. Sì. È apparso qualcosa. C'è qualcuno da fuori che sta spiando per qualche motivo, al massimo. Ok, qualcosa c'era. Anche perché l'alternativa mi mette i brividi. Oh, sempre stato un sospetto ciarlatano. Attenzione, vibra il ciarlatano. Attenzione, ciarlatanometro si impenna. Allora, vediamo pure se c'è qualche altra cosa qui nel frattempo. C'è un certo account che ha fatto girare voci assurde secondo cui il rituale ha avuto successo. Voci assurde. Ci sta. Ok, voci assurde. Questo già lo sappiamo. Palazzo Mechi? Ok. Palazzo Mechi pure brilla. Ok. Ok, questo pure l'abbiamo trovato.
Bro, so perfettamente dove ho gli occhi. Se quello tira fuori dal nulla due assistenti così adorabili, cosa pensi che andrò a guardare? Credo sia del canale del centro di sezione. Comunque era carinissimo, mi ha ricordato un orsetto lavature. No, allora, penso che questi qua non debbano servire a niente. Allora abbiamo sospetto ciarlatano e ci sono dei risultati. C'è un video di Kinoko dove appare una mano. Kinoko fa tutto da solo. Allora, esaminiamo pure gli altri a questo punto, visto che sono pochi. Ok. Comunque c'erano dei sospetti su di lui. Allora, proviamo prima voci assurde, ma penso che me lo dia come sbagliato. Che ci manca qualche... Ah no, volevo fare una ricerca incrociata. E infatti con una cosa così generica ci voleva stare. La verità? Altro che voci assurde, la verità ne ho viste tante io, ma solo in pochi sanno distinguere il vero dal falso. Cavoli. Ma dai, il contatto di Francesco che è stato deciso all'unanimità da lui, che lui è il solo conoscitore Sì, della verità universale, quindi... Parlo di questo, la donna nel video di Kinoko non era un semplice fantasma, Kinoko non lo sa, ma il rituale ha funzionato, l'ha chiamato davvero, e Bloody Mary, cavoli. Cioè, il rituale è lo stesso con cui in Giappone si evoca Hanako? È il nome giapponese. No. Fa niente. Prova con il giovane Satoru. Per quello ti basta uno smartphone. Il giovane Satoru. Possiamo fare qualcosa qui? Allora, vediamo Palazzo Mechi se ci trovo qualcosa. Ok, questa è la storia che sappiamo anche noi finora. Quindi è stato un omicidio-suicidio? No, non muove niente. Ok. Ho trovato una foto della donna su un articolo. Non trovate che assomiglia allo spettro apparso durante la diretta? Assomiglia alla donna apparsa ieri sera dietro di lei, quindi... Beh. Quindi è stato un omicidio-suicidio. Ok. Miwako Yotsuya. Ok, abbiamo un nome. Era quel genere di donna in che senso, scusa? No, ok, commento a testa di cazzo. I giornali parlavano di concubinato, quindi presumo che una relazione l'avessero. L'uomo era famoso per essere un poco di buono, forse lei ha voluto farlo suo per sempre? Il momento è l'infedeltà dell'uomo? Fatto, era questo. Che alcuni comunque li devi esaminare per segnarti delle note, altri ti fanno sbloccare altre schede. Ok. Quindi comunque là dentro è successo effettivamente qualcosa.
Più che altro dobbiamo capire, Inoco davvero lavora da solo o in realtà c'ha qualcuno o che lo sta disturbando o che sta collaborando con lui. Sì. È uno spettro reale su cazzo. Ok. Allora, iniziamo a prendere un pochino di indizi. Ok. Allora, abbiamo due domande a cui dare risposta. Esaminiamo ogni singola cosa. È semplice apparecchiatura per streamare, quindi lo esaminiamo anche così. Ok, c'era lui qui che stava pregando. Ok, allora, esaminiamo pure fuori così gli facciamo una chiacchierata con tutto. Qualcuno forse sta spiando lui per qualche motivo. Allora, ok, cosa è successo prima? Ok, va bene. Va bene. Grazie signorina che ci ha informato di tutto. Qui fuori c'è qualcosa? L'apparizione che abbiamo visto ieri sera. Mm. Ok, qui non abbiamo più niente. Allora, parliamo prima con lui e poi ce ne andiamo al parco. Ok. Cosa hai fatto dopo la diretta? Mm. Però Non è che te li sei fatti da solo? Sì. Non è che penso, oh, povere ragazze, c'è Satana, c'è Bloody Mary che vi vuole uccidere. Oh, perché voi sì e io no? Mm. Anche per le bufale. Che stavolta non era così, quindi tu prima hai bufalato. aveva bufalato, sì, questa cosa era ormai chiara. Allora, quale può essere il trucco? Vediamo. L'ombra sull'uscio è la prova della truffa di Kinoko. Mentre Kinoko stava filmando, nessuno si è accorto della presenza di quel fantasma. Però poco dopo ho notato lo spettro alle spalle di Jasmine. Ma gli spettatori l'hanno visto nel video della diretta. Mm. È dimostrato che Kinoko non si è comportato in maniera sospetta, giusto? Sì, stava pregando vicino allo spettro. Non c'era niente.
E se quali possibilità ci sono che lo spettro sia solo una montatura? Forse è l'editor del signor Kinoko, forse è l'editor del video. Se l'editor del signor Kinoko avesse falsificato il video aggiungendo un fantasma? No, lui ha detto lavorava da solo. Ok. No. E se? E se? E se un complice del signor Kinoko si fosse finto uno spettro rimanendo all'ingresso? Vediamo. Bella per te. Tanto sulle scale quelle là dietro che ci sono fuori, ti nascondi sopra, scendi giù e ti mostri alla finestra. Ok. Allora, a questo punto ci dovrebbe essere il parco che non abbiamo visualizzato. Vediamo qua se ci fa fare qualcosa. Ok, quindi dobbiamo finire prima qui. Allora, tu fai altro? No. Ok, magari con te? Ok, c'è 4 cose. Ok. No, ragazzi, un po' di collaborazione tra tutte e due, perché cioè, mm, però gli ho detto stavolta non ho fatto proprio niente. Mm, ok. Qual è l'obiettivo dello spettro? Dobbiamo parlare di nuovo con Kinoko. Dobbiamo vedere il fatto del telefonino. Allora, Al telefono, stronzo. va bene. Dai il telefono. Quindi è fatto subito. Mm. Mm, Mm. quindi effettivamente sei solo. Va bene. Ok, non ci sono complici. Ok. Ma adesso dobbiamo andare al parco. Cosa è successo? Vabbè, niente. Va bene. L'amministratore del Va bene. parco. Salve. Il parco di Melfi. Oh, parliamo un po' con le persone, vediamo se c'è qualche indizio. Allora, qui al momento non c'è niente, quindi andiamo con calma. Salve. Tipo il signore del bosco, esattamente. Ecco l'amministratore. A posto.
non lo fa per rompere i coglioni, No, ma lo c'ha fa il comunque suo ragione. Noi stiamo lottando contro Bloody Mary, però i bambini pure, giustamente, vabbè. Stato costruito 50 o 60 anni fa. Va bene. A proposito del caso. Ah, ok, è venuto con una biondona che sembrava un escort. Ha fatto cose sconvenienti in pieno giorno davanti a tutti. Ha fatto il sozzo nel parco. Va bene. Ok, Mary. Ok. Il giorno prima c'è stato un omicidio. Però il fatto che si chiamasse Mary comunque attenzione. Magari è qualcuno del piano di sopra che sentendo il nome pensava fosse lui. Mm. Con quella donna di nome Mary. Ok, dobbiamo chiedere maggiori informazioni su questa donna, il movente e l'infedeltà. Ok, già ci ha dato... Minchia, chi sta nei boschi è molto saggio e ce l'ha appena dimostrato. Prima persona trovata nel parco, già ci ha dato un indizio chiave. Allora, inizio a fare qualche domanda qui nel frattempo. Ok, lei pure dice di aver visto il fantasma. Mm. C'era una figura fuori la finestra. Mm. Uno specchio è il nome di una donna. Ok. Ok, due persone che ci hanno dato due ottimi indizi. Allora, io continuo un minimo ad esplorare. Ok, c'era qualcuno qui. Quello Janox è due indizi importanti. Allora, lui ci ha raccontato che in realtà la coppia che viveva prima, lui era un nulla facente fannullone che non faceva un cazzo. Addirittura si è portato un giorno una biondona tipo escort, proprio l'ha definita così, nel parco per fare lo zozzone in pubblico. Ah, Questa donna si chiamava Mary con la I ok.
e il giorno prima dell'omicidio hanno sentito, e c'è stato confermato anche da quest'altra donna, che c'è stato un litigio tra la moglie e il marito, col marito che urlava Mary con la Y. Prima adesso qui sta urlando Mary con la Y. Però c'è un altro indizio, Gianmarco. Lei stava tornando a casa quella sera e l'ha fatto la fotografia. C'era qualcuno effettivamente fuori? alla porta, cioè Quindi alla c'era finestra. qualcuno, sì. Sì. Ok. Quindi questo è il riassunto dei due personaggi. Stavo un attimino finendo di esplorare e possiamo dare due risposte. Allora, qui c'era qualcosa. C'è un uomo alto. Mm. C'era un uomo alto qui. E l'altro? Eccolo qua. Oh, buonanotte Reghenone, ha svegliato. Oi Regen, buonanotte, Ciao, non ti bello. preoccupare. Buon riposo. Da quando buona settimana. Ok. Tu chi sei, signore? Mm, anche i guanti, eh. Obiettivi in avvicinamento. Servizi segreti? Siamo un rettiliano, guarda, c'è l'orecchio a punta. Effettivamente. Mm. Ok, cosa vuoi tu? Vuole il libro del preside? Del boss? No, noi stiamo lavorando, non ci abbiamo niente. Ok, questi sanno delle carte. Organizzazione ok. Fa questo è il parte Team di- Rocket, questo qua. Questo fa parte di gente. Lui è Giovanni del Team Rocket? Giovanni. Vabbè. Mm. Dici sì e poi non si gira più da solo. In questo parco. Mm. Allora, Questo è lui. osserva attentamente. Ho messo il libro qua in mezzo. No, ma fantastico. Ah, pure qua. Sotto? Ok. Nel caso della riva. Controlli retro. Ok. Il grande reset occulto. Mm. Ok. Senta, noi il libro lo abbiamo trovato. Contatto il libro. Ok. Ecco. Va bene. Va bene. Nome e cognome. Va Cioè, bene. quindi Quindi non solo abbiamo una carta che No, potrebbe vabbè. distruggere l'intera umanità, è Poi- apparso un uomo, tu sei questa è gente XYZ. grossa, ok. Questa è gente grossa. Tu, una cosa che non ti ho mai raccontato, Dimmi. mi è successo una volta di uscire con una persona che al primo appuntamento, perché lavorava comunque
ma non ricordo bene il settore, mi disse tu tutti i miei dati, tutti. Tu sei 1, 2, 3, 4, 5, 6, amicizie, sapeva tutto. Come cazzo fai? Poi pedante come Sì, presentazione. sì, sì, sì. Però va bene, tutto è bene ciò che finisce Sì, bene. sicuramente. Ok, cosa è successo? Ah, il direttore, c'è un problema, eh. Minaccia, bella grossa. Sì. Ok, Ah, è proprio un'entità, perfetto, era proprio comprare un'entità. vabbè. Non è l'FBI, no? Non No, sono i servizi segreti. Questa è qualche setta proprio così. Vabbè. Il settone. Il settone. Allora, adesso abbiamo tanti indizi e tante risposte. Quindi, innanzitutto il custode del parco. Allora, era molto informato sul passato di una delle persone coinvolte. Chi conosceva degli abitanti del Palazzo Mechi? Conosceva l'uomo deceduto. Tradiva la sua ragazza con un escort di nome Mary. Sì. Aveva davvero un bel fegato a metterle le corna proprio nel parco davanti casa. Ok, quindi l'amministratore ci ha detto sta cosa. La signora a passeggio ha fatto comunque una foto, quindi qualcuno c'era là fuori. Visto il fantasma? Lei effettivamente, perché anche poi tutto è in rosso, quindi non capisco perché una persona comunque vuoi apparire o non vuoi farti vedere in un certo modo, perché ti devi mettere così tutto in rosso e fargli venire un coccolone. Vabbè. E l'uomo in nero. Allora, tu chi sei? E poi lui già era uscito. Mi sembra di averlo già visto. Conosceva un mio segreto. Ma quale? Come faceva a sapere? Un uomo misterioso nel parco? Non sappiamo. Mi scusi, ha visto un uomo dall'aria sospetta? No, lui non si fa vedere dagli altri. Era di fronte a te sulla stessa strada, però. Ma dove è andata a finire già, secondo me? Che sta succedendo? Ah, ci siamo proprio letteralmente addormentati nel parco, vabbè. Ah, non è riuscito a trovare un parcheggio. Vabbè. Ho detto una ragazza che si addormenta nel parco. Ma stai vicino all'ingresso, però, eh. No, no, ma non andare lì. Non andare. Ecco, l'ha detto. L'ha detto. Dovrei incontrare il fantasma di persona. Conta fino a 3. È bastato uno. Ma fare fantasma? Mm. La graffiata. No, c'è problema. Fai vedere? Fai vedere le graffie? No, Ho scippato però comunque. ci ha graffiato, attenzione. Quindi se è quella vera siamo di nuovo in pericolo di vita. Mm.
No, era proprio una bella mano. Un po' di manicure ci sarebbe stato. Però vabbè, vabbè, vabbè. Allora, siamo pure con l'orario. Ok, bisogna un attimo capire se questa qua fuori era vera oppure no, perché sennò siamo in pericolo pure noi a questo punto. Bello, un posto di lavoro dove rischi la vita un giorno sì e l'altro Bello, pure. Che quasi come fare il poliziotto in America. Beh, mi spiace. per alcune cose, purtroppo ci sono persone che non sanno stare Chiaro tra che gli altri le e armi vanno credono in che mano ai quella bambini. sia la scelta migliore. Vabbè. Allora, grazie ancora per ieri. Senti, però, Kinoko, ho capito se Bloody Mary non ti vuole, ma io che ci posso fare? Fammi capire. Mm. Ok, lo spettro ha cambiato approccio. Magari sta comunque inseguendo te per qualche motivo. L'unica cosa che mi verrebbe da pensare è che quella Mary che è impazzita per Va, l'amante, eccetera. potrebbe essere. Mi sentendo lui che urlava nello stesso modo, Mary, Mary, Mary. Magari. Allora, lo spettro ha cambiato atteggiamento, qualcosa lo possiamo dire al riguardo. Ok. Fantasma avrebbe cambiato idea su qualcosa. Mm. E se il fantasma ora a causa... Allora, io direi a causa del rituale ci starebbe Sì. bene. Tipo del resto della possessione della psicometria non ha molto senso. Perseguitaste? Quattro. Mm, Allora, non è ok, Jasmine e me, a causa ma della del... psicometria allora, così. Linea centrale, Ok, visto perché abbiamo il perché la potere. riconosciamo. Ok, quindi questa è davvero un'entità. Oh, cioè, Sempre. ok. Diciamo che la logica finora ci dice questo. Allora, c'è qualcosa qui? Ok, ci sei tu. Ok, servono informazioni. Ok, tu che eri qua fuori. Mm, allora, tu invece parliamo ancora del caso. Quello che è avvenuto dopo l'incidente. Cos'altro è successo?
nessuno voleva il corpo del marito che giustamente si era fatto terra bruciata intorno ed Diciamo era sì, vabbè, niente, completamente estraneo alla società. A posto, l'ho tirata fuori in modo diverso. Ok. Mm. La vicina sa tutto, però quando gli abbiamo detto il nome che abbiamo trovato sul giornale, ha detto ma sei sicura che si chiama così? ne sei proprio certa, no? Mi fa che in realtà quella che abbiamo trovato è l'amante. Questo punto. Mm. La donna del 104 probabilmente crede che in quell'appartamento viva ancora quel pedifrago del suo compagno. Mm. Allora, dobbiamo parlare con te, penso. Mm. Ok. Quale sarà il suo obiettivo? Mm. Allora, dice che mancano due indizi. Ecco, ok, che rituale possiamo fare? Serve un oggetto della donna o della vittima a questo punto. Il pezzo col sangue dov'è? Ok. L'ho chiusa così bene con il nastro adesivo che sarebbe stato impossibile aprirla. Quindi se ho portato il pezzo sporco di sangue, va bene. Allora, vediamo se la donna qui sa qualcosa. Ok. Ok, quindi c'era sto scatolo con qualcosa dentro. Però ce l'ha lei, ok. Quindi si è preso tutto lei. Va bene, a posto. Va bene. Molto meglio per noi. Fatto presto la signora. Ah, coltellone. Mm. Mi scusi, dottore.
Questo lo riconosce? No, c'è il coltello, dottor. Sì, sì. Ok. Senti, possiamo evocare Vladimir e risolviamo il fatto che mi voglia possedere e prendere possesso dell'umanità, per piacere. Dai. Allora, boss? Ancora. Ah. Ma appare di nuovo l'uomo in nero. Ecco, salve. Siamo quelli di ieri. Proprio tu ti addormenti nel parco, poi appare sempre. Non è che. Quindi il nonno ti dice qualcosa. Mentre sta andando là. C'è comunque un'interazione, vero? La facciamo per ultima. Certo. Facciamo proprio per ultima. E in fondo si fa per ultima. Ok, allora. Però abbiamo lo scippo, c'è il sangue, c'è rotti, ferite. L'altro capo del parco sono ospedali, no? Quindi magari qualcuno che è all'ospedale. Le nasconde qualcosa. Vabbè. Vabbè, iniziamo a vedere se c'è qualcosa qui. Allora, l'ingresso niente. Non fa niente. Fino a qua tutto bene. Ok. Tu? Sì. Quindi noi in Italia quando incontriamo qualcuno per strada gli parli e dici quanto l'hai spesa, hai fatto... in Giappone parlano, oh ma non puoi dirmi che sei il demone. Graffiato io 3 giorni, non ci sono. Io ma non l'ho visto ieri. Ovviamente il casino è iniziato da quando lui è entrato lì dentro, eh. Nell'altra volta uno specchio e il nome della donna. Ma non è che sei tu, Mary? Va bene. Vabbè, noi facciamo finta di niente. Qui c'è qualcosa. Allora. Quindi c'era effettivamente una mano. Qui sì. Ok. Indagine meticolosa. Tu cosa sei? Indaga minuziosamente. Esamina il folto bosco. Allora. Fantabosco? Ok. E questa è la versione base. E vediamo meglio. Senti, io non ne conosco di fantasmi e simili, ma non rompono i penso che ramoscelli. rompono, sì, effettivamente i ramoscelli, quindi. Qua non c'è altro.
C'è questo qui. Seguiamo le impronte. Assorbe rami. Dobbiamo di parlare con qualcuno. Non possiamo fare più niente. Con te? No? No, allora l'amministratore. Ecco. Vabbè. Però a noi ci ha graffiato, quindi già è un attimo una bugia, eh. Ok. Per un'altra domanda che però non mi ha fatto fare, vabbè. E si è fatto di nuovo notte. Diretto facite masci da qua dentro. Sì. Sì, direttore. Direttore, però non ci rompere... Teoricamente, se lui c'ha la chiaroveggenza, appunto, se fossimo veramente in pericolo, non ce lo farebbe fare, se ci vuole bene. Anche questo è vero. Se poi ce lo mette nel culo, Se non deve lo so, usarci sì. per qualche rituale lui ci utilizza, quindi Capito? Quindi non so. Però lui teoricamente sa che se potrebbe anche avremo un ucciderci problema. per prenderci la carta e Ci fare fotte, qualcosa, sì. Però, vabbè, il direttore sembra Noi buono. speriamo che Aspettiamo. siamo amici. Ok, adesso... Ginocchio. No, Puttana da mammita. no, Sembra una maschera però, guarda là. sì. Ma drop kickato! Chi è? Sì! Ah, come ti... E infatti era una maschera. Era lui stesso, il figlio di Bottano. Ma l'ha drop kickato! Ma pure con la sigaretta sotto la maschera, come cazzo facevi a Non respirare è qua sotto? sigaretta o è sangue? È tipo bava col Guarda, sangue. sembra un Sembra pochino una rossa. sigaretta, in effetti. Però, c'è stato un È uscito frizzibaldo. Chester, è uscito, eh? È stato un frizzibaldo, aspetta. Allora, tu sei un solo, però fuori c'era qualcosa effettivamente. Ma giustamente ha detto mi trovo coinvolto, ma che me ne fu. Sempre sbagliato usare la violenza? Dipende. Se uno mi vuole rapinare e mi ha minacciato con un coltello, No, vuoi fingere di essere Satana per minacciarmi e depistare le io indagini? ammazzo il Aspetta, demonio, se cazzotto posso. in testa te lo do. Se sei tu e ti vedo e mi fai bu, non ti picchio. Il giorno dopo. Si fa così. Allora, noi facciamo così, arriviamo al punto di salvataggio. Sì, 2 puntate di Daima ce le siamo viste. Bello. Qua abbiamo fatto un altro bel blocchettone. Sì. Siamo a dormire belli soddisfatti e facciamo ricominciare la settimana al meglio. Ecco qua, allora. Ecco qua, salviamo qui. Quindi dobbiamo cercare giustamente altre notizie. Ok. Allora, buonanotte a tutti, anche se siamo rimasti soli, soletti, ma chiunque si recupera sta live, buonanotte o buongiorno per quando starete vedendo questo video. Quindi, buonanotte a tutti, buongiorno, buona settimana, buon anno, buone feste. State buoni.